Seconda parte di 7 in punto, qui con noi questa mattina c'è Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto. Buongiorno e benvenuta. Voi direte, ecco, le solite femministe che hanno bisogno di parlare di sé. No, nella maniera più assoluta si parla di pari opportunità e una volta di più vogliamo sottolineare appunto pari occasioni di opportunità sia per uomini che per donne. Nessuno vuole una prevaricazione di un ambito piuttosto che un altro. Oggi occuparsi di pari opportunità che cosa significa nella vita sociale, nella vita civile, nella vita politica ed economica? Significa valutare la realtà, perché la realtà e la nostra società è composta di uomini e donne, ognuno con un suo ruolo, con delle peculiarità, con una predisposizione, con una natura e insieme riescono o riusciranno, spero, a creare una società migliore. Spesso si dice in questo tempo di grande crisi economica, ma che probabilmente anche riflette una crisi di approccio alla vita in tutte le sue sfaccettature, e c'è un appello da parte anche del genere maschile alla forza delle donne, no? Donne che sanno mettere magari più da parte, si dice, quello che è la voglia, la sete di potere, che sanno dialogare, che forse hanno anche una strategia più delineata. Questo è vero oppure no? C'è questa marcia in più oppure c'è un appello alla forza femminile, visto che comunque è mancata nei luoghi decisionali fino ad ora? Sì, sicuramente le stanze dei bottoni sono state popolate soprattutto da uomini, molto poca e molto scarsa è la presenza femminile, quando invece probabilmente in un periodo così difficile che stiamo vivendo il buon senso, che è caratteristica bene o male delle donne, è una cosa che avvantaggerebbe tutti, insomma la praticità, il buon senso, la capacità anche di vedere al futuro con pragmatismo e un attimo anche di ottimismo. Un buon senso che è nella DNA delle donne, fisiologico, o è un buon senso che nasce da questo ruolo che le donne hanno per natura di essere madri, ma di essere anche esseri umani, quindi di conciliare questi ruoli? È un po' anche il tema vita professionale, vita privata, cioè la donna comunque negli ultimi 50 anni è diventata un elemento agente del vivere quotidiano, non solo dentro le mura domestiche. Assolutamente è diventata attrice anche del progresso che c'è stato in Italia sicuramente, e questa accelerazione c'è stata soprattutto negli ultimi anni, quando il ruolo della donna ha assunto un'importanza sempre maggiore a tutti i livelli, sia nell'imprenditoria che nel lavoro stesso, come nel lavoro dipendente, ma nella cultura, nelle arti, nella politica, spero sempre di più, insomma, perché io denuncio sempre la scarsa presenza di donne nella vita politica. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio la difficoltà di conciliare anche quello che è il ruolo come donne e quindi la volontà di mettere in atto delle politiche che aiutino le donne a partecipare sempre di più alla vita pubblica del nostro Paese. Ce n'è bisogno, c'è bisogno appunto, come ho detto prima, di buon senso, delle capacità che sono state sviluppate in questi anni, della capacità anche di lavorare assieme, superando divisioni e rivalità che sicuramente non fanno bene. Le donne sono in grado, lei appunto fa un riferimento alla politica, insomma quello che stiamo vedendo, siamo assolutamente in par condicio, ma quello che stiamo vedendo a livello di governo nazionale, sì, insomma sembra l'incapacità di trovare una soluzione, no? Le pedine in questo periodo insomma sono per lo più pedine maschili. La presenza magari di alcune donne in qualche modo può servire anche a far vedere la medaglia agli uomini magari da un altro verso rispetto a quel verso che loro insistono a vedere, oppure è la situazione che è difficile? È la prospettiva femminile che è diversa? Sicuramente questa situazione politica è estremamente difficile. Io confido nella capacità appunto delle donne elette di riuscire a fare rete, di superare personalismi e schieramenti anche particolari. Sono state elette circa il 31% delle donne in Parlamento, Camera e Senato, e questa è una quantità direi fondamentale, perché
a parte quelle che sono radicali, tra virgolette, su certe posizioni, ma probabilmente dialogando si riesce a trovare una mediazione che porti a un risultato concreto. Mi auguro proprio che ci sia questo dialogo e questo sforzo per trovare il bene comune. Ne abbiamo veramente bisogno. Un'occasione che sarebbe anche un peccato perderla, visto che insomma sono arrivate in Parlamento così tante donne, e non era mai successo nella storia della Repubblica Italiana. Io penso che da così non si possa più tornare indietro, assolutamente, non possiamo tornare indietro. L'Italia in questo momento ha dato proprio un segnale forte anche nei confronti dell'Europa, perché il nostro è uno dei parlamenti più femminili, insomma, anche della comunità europea, composto anche da molti giovani, e quindi è una tappa fondamentale nella storia della nostra democrazia. Da qui si può ancora migliorare. Siamo pronti per avere un Presidente della Repubblica donna? Secondo me sì, sarebbe anche ora, decisamente, anche perché sicuramente ci sono delle personalità, e non voglio fare nomi, di grande spicco, di grande capacità, di grande anche presenza carismatica, culturale, e quindi sinceramente non hanno niente da invidiare a nessun uomo. Le caratteristiche positive di una donna in politica, quali sono? La capacità di relazione probabilmente, la capacità di ascolto, di empatia, e spero che le donne che fanno politica e sono impegnate attivamente, appunto come impegno personale, la coltivino sempre di più, perché direi che è una caratteristica fondamentale dell'essere donne, riuscire a mettersi in relazione in modo corretto con l'altro e quindi riuscire a trovare appunto delle posizioni comuni che avvantaggiano tutti quanti. Ci sono donne che scimmiottano gli uomini? Sicuramente, io le chiamo le uome, così per dire, perché è non mi piace assolutamente. Noi siamo per prima cosa donne e il nostro essere donne sicuramente deve essere una caratteristica fondamentale. La Commissione Pari Opportunità, nella fattispecie quella della Regione Veneto, quella che lei presiede, comunque appunto si occupa di pari opportunità, il che significa che non è che si occupa solo di donne. No, abbiamo anche un uomo presente in commissione, quindi decisamente i ruoli non sono determinati. Sì, ci occupiamo di pari opportunità tra uomo e donna, perché questa è la discriminazione principe che purtroppo si è vista nei millenni, oserei dire. Adesso si è arrivati a una buona posizione dal punto di vista legislativo, si tratta solo di applicare in pratica quello che le leggi prevedono e noi siamo lì per vigilare che questo venga fatto. Che cosa prevedono le leggi? Perché magari le sto chiedendo la scoperta dell'acqua calda, ma repetita iuvant, dicevano, no? I grandi padri della nostra sì, insomma, i padri antichi. Ci sono due articoli fondamentali anche nella nostra Costituzione, che sono l'articolo 3 e l'articolo 51, che non cito a memoria perché non li so a memoria, però insomma rimando tutti al limite alla consultazione, che dicono che fondamentalmente ci sono pari diritti e doveri di ogni cittadino nei confronti dello Stato, nel lavoro, nella cultura, nella società, nella scuola, nella rappresentanza politica. Non si tratta solo di applicare questi principi fondamentali della nostra Carta Costituente e quindi mettere in azione delle azioni positive che fanno sì che siamo tutti facilitati a poter raggiungere questo risultato. Siccome non mi piace mai dare la colpa in maniera, o la responsabilità, attribuire la responsabilità in maniera unilaterale, come mai se la Carta Costituente esiste da più di 50 anni abbiamo ancora bisogno delle commissioni pari opportunità per dare valore a questi principi fondanti? Io dico sempre che non vedo l'ora che arrivi il momento in cui la Commissione Pari Opportunità non serve più e io vado a fare qualcos'altro veramente. È un percorso culturale da portare avanti e lavorare soprattutto con le nuove generazioni, proprio perché non ci siano differenze tra uomo e la donna. Lavorare all'interno delle famiglie per un'educazione di rispetto reciproco assoluto e totale, nella condivisione dei ruoli appunto all'interno della famiglia, nella collaborazione nel mondo del lavoro e per far sì che alle donne non sia precluso nessun tipo di carriera, nessun tipo di avanzamento, ma anche agli uomini logicamente. Su questo torniamo subito dopo la pubblicità, su queste preclusioni che sembra strano esistano ancora, invece di fatto ancora ce ne sono e quindi Simonetta Trignago forse ci aiuterà a capire quali sono queste preclusioni. Subito dopo il break, tra pochissimo, grazie.
Eccoci di nuovo in studio con noi Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto. Ci stava ricordando una volta di più, insomma, che la Carta Costituzionale sancisce questa pari opportunità tra uomo e donna, però se esistono ancora le commissioni evidentemente questo percorso culturale alla fine, perché di questo si tratta, insomma ancora arranca. Quali sono le preclusioni, che cosa si sta facendo, insomma, per trovare una linea conciliativa, chiamiamola così, che sia 50-50, visto che siamo metà uomini e metà donne, questo è un dato di fatto, che poi ci siano più uomini e più donne, questo è un dato demografico irrilevante, ma comunque due sono i generi della specie umana. Sì, quindi, i fondamentali ecco. sì, i fondamentali sì. Preclusioni, dunque, in linea di principio neanche una, però in termini pratici ce ne sono molte, soprattutto nelle difficoltà di conciliare la propria passione anche o politica o il desiderio di avere una carriera lavorativa con quello che è la vita familiare, la vita da genitore, la vita da coniuge, perché si sa che in Italia la maggior parte del carico di lavoro domestico è sulle spalle delle donne. L'ha ammesso perfino il direttore dell'Istat la settimana scorsa, portando dei numeri ben chiari. E quando l'ho ascoltato ho detto, ma insomma finalmente riusciamo proprio anche a quantificare quanto è il lavoro delle donne, ed è un lavoro fondamentale che regge tutta la struttura della nostra società. Il lavoro di cura nei confronti dei figli, nei confronti dei genitori, nei confronti del coniuge, nei confronti della famiglia in generale. E è un lavoro che va riconosciuto, che andrebbe anche quantificato dal punto di vista economico, ma mi rendo conto che questa è un'assoluta utopia. Una volta esisteva la pensione della casalinga, che non so se ancora oggi ancora ci sia. Adesso c'è qualcosa, sì. Però è veramente perché, passata in secondo piano. Giustamente lei ha toccato un tasto non indifferente, la cura. La cura dei figli possiamo dire che sia fisiologica, no? Perché c'è anche un percorso, se vogliamo, naturale, e sempre di più, per fortuna, il papà di questi bambini collabora, coadiuva, anche degli strumenti proprio anche di assenza dal lavoro, eccetera. Però se parliamo della cura dei propri genitori, dei propri parenti che si ammalano, anche in un contesto dove l'assistenza alle fasce deboli non è così strutturata, perché non si può delegare tutto alle badanti, assolutamente. Forse potrebbe essere un incentivo e anche riconoscere questa cura che uno decide, d'accordo, mi prendo cura dei miei cari, a fronte anche di un riconoscimento della società economico, perché non si vive più con un solo stipendio in una famiglia, ma anche per dare quasi risolvere il problema in seno all'ambito domestico. Certo, e sono previsti degli assegni da parte della Regione per l'assistenza agli anziani, per le famiglie che tengono gli anziani in casa. Guardi, l'importo di questo contributo è assolutamente irrisorio, però insomma perlomeno è data importanza alla cosa. Il lavoro di cura veramente fondamentale per queste donne ed è un lavoro fondamentale anche dal punto di vista umano, anche perché vediamo quanto la nostra società sta invecchiando. Noi abbiamo dei dati che veramente ci fanno capire che nel 2030 o nel 2050 la nostra sarà una società di vecchi, e questo è un problema che non va assolutamente trascurato, mentre invece mi sembra che pochi ci pensino veramente. Sarà una società di vecchi, e poi c'è anche un altro dato che in qualche modo è preoccupante, di vecchi ma anche soli, perché se fino adesso, insomma, i nuclei familiari nel bene o nel male si sono mantenuti compatti, c'è un aumento esponenziale dei single che un domani saranno degli anziani soli, senza figli. E come questi verranno strutturati? Noi abbiamo realizzato uno studio, Pari Opportunità nella terza età, che abbiamo portato a compimento l'anno scorso, e ci ha dato dei risultati molto interessanti, perché a parità di età, per esempio, il reddito tra donna e uomo è assolutamente la metà. Le donne hanno la metà del reddito rispetto all'uomo. Perché? Problema di pensione soprattutto, perché le donne molto spesso hanno un lavoro part-time e quindi versano molto meno contributi rispetto all'uomo, però diventano vecchie come l'uomo e quindi si trovano ad essere anziane, molto spesso sole, come diceva lei, perché single di ritorno
come capita molto spesso, oppure decisamente sole, senza figli, senza compagno, però con una capacità reddituale molto scarsa. E direi che questa è un'emergenza che sta venendo avanti in modo preoccupante. Come si può risolvere? Ci sono delle soluzioni alternative. La fortuna è che generalmente le donne godono di una buona salute, migliore perlomeno rispetto agli uomini. Vivono anche più a lungo, però vanno seguite, non vanno abbandonate. L'ideale sarebbe l'istituzione di case famiglia, per esempio, co-housing, esattamente, anche per sfruttare la capacità di relazione, la capacità di vivere insieme, soprattutto negli anni più delicati della nostra esistenza, dove abbiamo bisogno di un maggior aiuto. E certamente non sradicarle dal proprio territorio, dal proprio paese, dalla propria comunità. Io avrei un sogno, avere questa... puoi illustrare? Perché questo housing, uno fa questa ipotesi del co-housing e dicono sì, cosa vuol dire? Espropriamo le singole abitazioni, no, le mettiamo tutte, cioè come può funzionare? Perché se ne parla tanto, ma poi concretamente... Io ho visitato delle strutture molto private, logicamente, molto belle, molto interessanti, e sarebbe un modello da sviluppare in ogni quartiere, in ogni parrocchia, in modo da mantenere appunto inserite nel proprio ambiente queste persone che hanno bisogno di vivere con qualcun altro vicino, che non siano abbandonate, e distribuite proprio piccole strutture, distribuite nel territorio, seguite da infermieri professionali, nel caso ci fosse la necessità, con un medico che passa, cioè non abbandonate a se stesse, però strutture piccole che non hanno bisogno di grandi costi e con una gestione finanziaria autonoma. Ed è questa la cosa più importante, perché in un momento in cui non ci sono soldi per queste strutture qua, il fatto che ogni persona che entra in questa contribuisce per quanto può all'economia generale, e quindi si creano delle mini case famiglia, insomma. Queste mini case famiglia però sono possibili su questa anche struttura organizzativa e quindi anche in un'economia di scala di risparmi in un unico stabile. Se pensiamo che magari queste persone single si troveranno sì ad avere una pensione minima, ma magari, visto che restiamo il paese con l'80% proprietà di casa, con la casa. E io mi auguro insomma che in futuro ci sia un rilancio di tutto e che il mercato immobiliare respiri, però in una situazione fosse adesso, ci sono delle persone sole, proprietarie di casa, che hanno una casa, non riescono a vendere la casa, è possibile pensare anche a un sistema rete lasciando ciascuno nel suo domicilio, magari mappando, creando anche in questo caso delle economie di scala? Esattamente, ci sono delle realtà già presenti nel nostro territorio regionale dove i servizi sociali oppure certi assessorati seguono in rete queste persone che vivono da sole. E direi che è una realtà che non va assolutamente trascurata, che va incentivata il più possibile, e la solitudine è una cosa terribile perché fa invecchiare ancora più velocemente. Quando invece se riusciamo a mantenere autonome, attive, presenti e inserite in un contesto sociale queste persone sole, queste stesse riescono a dare molto. A me piace anche molto questo progetto che c'è a Padova in cui le persone anziane ospitano studenti e quindi questa relazione tra generazioni che bene o male si è andata perdendo anche con gli anni. Ci sono degli esempi molto interessanti in giro. Si è quasi lasciato al sistema delle badanti, no? Che è un sistema che è nato quasi dal basso, ma in maniera disomogenea, tutta la partita della cura delle persone anziane, non tenendo conto di due elementi. Da una parte che comunque anche il costo di una badante oggi ha un suo significato e un domani con pensioni più basse sarà impossibile garantire 1.000 euro vitto e alloggio ad una badante. Dall'altro anche costringere queste figure ad avere una presenza bene o male H24 che è disumano. L'idea di un sistema a rete dove ci sia uno o due badanti che anziché occuparsi singolarmente di un individuo se ne possa occupare di più, visto che non sono tutti con lo stesso livello di gravità, può essere appunto pensato
Cioè, andiamo verso questi progetti? Sì, direi che la necessità aguzza l'ingegno, mai come in questo caso si può dire. Anche queste badanti di condominio che ho visto per esempio istituire sono veramente delle realtà alternative che con un minimo di intelligenza e di capacità organizzativa possono dare delle risposte fondamentali proprio. Utili sia molto utili a chi fa questo lavoro che a chi ha bisogno di cura, e in questa ottica si può ripensare anche ad un'opportunità occupazionale, perché sicuramente. le badanti sappiamo sono tutte perlomeno, insomma, non sono italiane, però mi pare che sia un lavoro che è una delle professioni che servirà nel futuro, e quindi se meglio organizzata potrebbe attrarre anche dei giovani, perché indubbiamente H24 certo. ad assistere un anziano, insomma, sì. se uno non ha una vocazione altruista spiccata, capisco che un giovane se può scegliere altre cose, ma se in un circuito come può essere quello degli infermieri nelle strutture sanitarie potrebbe essere un'opportunità. E oltretutto non è un lavoro a caratteristica prevalente femminile, perché ci sono tantissimi ragazzi, tantissimi uomini che si occupano di queste tematiche, di queste problematiche, anche perché spesso ci vuole anche una certa prestanza fisica per seguire delle persone che sono in difficoltà, e quindi non è un lavoro da donna, come si diceva una volta, ma è un lavoro per tutti. E qui torniamo alla pari opportunità. Esatto. Che cosa si fa a livello di provvedimenti per regolamentare questa conciliazione dei ruoli? Ci sono dei progetti di finanziamento per le aziende che si occupano e che cercano di favorire le politiche di conciliazione per i propri dipendenti. Tante iniziative, i soldi non sono molti, però insomma direi che c'è la buona volontà da parte dell'amministrazione per finanziare questi progetti pilota, anche perché si è visto che quando i propri dipendenti, i propri collaboratori lavorano con serenità nel proprio posto di lavoro, appunto, la produttività cresce. L'affezione al proprio datore di lavoro, alla propria azienda aumenta, e quindi tutto il sistema economico ne viene agevolato. Direi che è un vantaggio per tutti. Mettere in campo queste politiche di conciliazione, no, tra la vita professionale e la vita domestica, che chiunque ha, anche se è un single, quanto poi favorisce anche lo sviluppo di nuove occupazioni. Cioè, se tutto fosse realmente regolamentato, no, con dei criteri. Una volta si parlava tanto delle 36 ore lavorative, oggi non usiamo neanche più tirare in ballo quella questione, perché adesso ringraziare il cielo di avere un lavoro, sì. Non importa quante ore sia, ma di avere un lavoro. Ecco, quanto appunto strutturare la necessità dei servizi per la vita domestica, familiare, potrebbe creare occasioni di lavoro, perché poi è questo che a noi serve. Sì, è proprio l'uovo di Colombo questo qua, decisamente, perché si tratta di sviluppare nuove professionalità che vanno ad affiancare quella che è la gestione familiare. E io dico sempre che una donna che lavora crea 3 posti di lavoro, perché veramente dà un volano anche all'economia, per cui col proprio lavoro permette a chi deve sostituirla di avere un lavoro a sua volta. Io ricordo quando avevo i miei figli piccoli, ho 2 ragazzi ormai grandi, insomma, avevo una babysitter, avevo una persona che faceva le pulizie, perché doveva sostituire me, che purtroppo essendo al lavoro non riuscivo a compensare tutto, e quindi ho creato nel mio piccolo anch'io dei posti di lavoro, mantenendo il mio. Io faccio adesso l'avvocato del diavolo. Sì. Per mantenere tutte queste figure, tutto questo va bene quando uno ha uno stipendio decoroso. Oggi purtroppo con lo stipendio si fatica a pagare l'affitto, il mutuo di casa, le bollette, insomma, e quindi quasi uno deve rinunciare a queste figure complementari, perché se no non ci arriva. È possibile appunto anche in una logica di ridisegno delle contribuzioni, delle retribuzioni, appunto poter poi distribuire questa ricchezza? Perché basterebbero, non so, faccio un'ipotesi, un 100 euro in più in busta paga del lavoratore principale, che per distribuire altri 100 euro, 50 euro, 70 euro alla babysitter piuttosto che alla signora che ti dà una mano, e magari diffondendo i voucher, quelli che tu paghi a ora, dove tutto è regolamentato, dove non c'è evasione, ripeto, la scoperta dell'acqua calda, però... Sì. Lì entra nella strategia di rivalutazione di quello che è l'importanza della famiglia nella nostra società.
Allora la vogliamo sostenere sta famiglia? La vogliamo sostenere sta natalità? Vogliamo sostenere questo lavoro di cura? Si tratta di scelte molto importanti che vanno fatte. Come vi dicevo, le prospettive dell'invecchiamento della nostra società sono decisamente drammatiche, per non usare altri termini. E lì qui bisogna cominciare a ripensare a come vogliamo strutturare la politica anche di assistenza alle famiglie, alle persone, con investimenti che non sono investimenti improduttivi o assolutamente a fondo perduto, sono investimenti per il nostro futuro, per il benessere della nostra società. Cosa vogliamo essere noi tra 20 anni? È una domanda che dobbiamo farci tutti e appunto per questo dico che ci vorrebbero più donne nelle stanze dei bottoni, perché le donne sono abituate a programmare anche la propria attività quotidiana in funzione del futuro e la capacità di agire oggi per il benessere delle future generazioni. Di questo abbiamo bisogno in questo momento. È possibile, c'è una rimodulazione culturale e organizzativa anche in un momento di mancanza assoluta di fondi? Perché poi alla fine la riorganizzazione basta una redistribuzione di poco. Sì, l'ottimizzazione di questi fondi. Andare a tagliare le cose inutili, le cose... Adesso sappiamo che molto spesso i soldi vengono spesi, molto spesso, non voglio dire così, qualche volta i soldi vengono spesi con poca oculatezza. E cerchiamo di avere una buona amministrazione della cosa pubblica con senso di responsabilità ed onestà, competenza, capacità, cose fondamentali direi, ormai siamo arrivati alla frutta. Insomma. Nuove esigenze, nuovi servizi, nuove necessità e magari vengono a mancare, non abbiamo più delle necessità che c'erano un tempo, quindi dei soldi che erano finalizzati a delle necessità di 5 anni fa possono essere veicolati verso nuovi orizzonti. Ci vuole molta elasticità anche nella programmazione. Abbiamo bisogno proprio di strumenti agili, veloci, capacità decisionali immediate, in modo da poter gestire con estrema precisione anche le emergenze del momento, insomma. Quando invece la macchina burocratica e amministrativa è quanto mai lenta e contorta. È un grosso danno per tutti noi. Come si fa ad agire su questa macchina burocratica? Basta votare adesso in Parlamento? Tiro fuori la bacchetta magica e gli do un colpettino, insomma. No, ecco, certo, però si può iniziare semplificando. È come quando noi mettiamo ordine negli armadi, no? Si prende, si butta fuori tutto e poi nel rimettere a posto si fa una rende selezione. Conto di quante cose inutili ci portiamo appresso. E di quanto diventa difficile la mattina scegliere un capo se abbiamo 1 milione di cose inutili, se invece noi eliminiamo le cose inutili, lasciamo 10, diventa facilissimo. Esatto, pragmatismo. Siamo quasi in chiusura. Quali sono appunto i progetti a cui state lavorando come Commissione? Quali sono le emergenze di questo territorio, di questa regione? Sicuramente in questo periodo l'emergenza occupazionale. A breve, il 18 aprile, presenteremo uno studio a Vicenza realizzato con la Confartigianato regionale sul lavoro delle donne nelle professioni artigiane fondamentalmente e quanto queste donne hanno saputo reinventarsi una professionalità attingendo anche dalle proprie capacità personali oppure dall'inventiva, dalla fantasia, dalla capacità di mettere in atto azioni concrete che hanno saputo portare al successo le aziende. E noi vogliamo dare importanza a queste esperienze positive nella Valle di Lacrime in cui ci troviamo. Ci sono degli esempi da poter seguire che possono essere fonti di ispirazione. Quanti esempi potrebbero essercene di più se ci fosse una macchina burocratica più snella? Io sento tante persone con tante idee che dicono sì, io ho l'idea, vado dal commercialista, mi spara delle cifre per la partita IVA piuttosto che torno indietro e la mia idea resta nel cassetto. È possibile che non ci siano delle agevolazioni, delle partite IVA snella? Il nostro declino nasce anche dalla incapacità di fornire gli strumenti a chi le ha idee. Chi ha le idee è il tesoro della nostra nazione e della idee logicamente insomma, attuabili, non idee strane. Ecco. E la capacità di vedere il futuro, la capacità di investire sulle idee, sulle anche capacità personali di queste persone che con entusiasmo e preparazione riescono a portare una ventata innovativa. Lì ci vuole veramente molta fiducia nel futuro. Abbiamo bisogno di un po' di fiducia. La donna
Ha un atteggiamento più fiducioso verso il futuro dell'uomo? La donna ha un atteggiamento più cauto, più attento, più anche prudente su certe avventure poco consigliabili. Infatti ci sono dei dati nero su bianco che dicono che la solvibilità delle donne è maggiore rispetto a quella dell'uomo. Chi concede un prestito a una donna è sicuro che venga restituito. Siamo appunto meno avventate, non facciamo generalmente pazzie e quindi siamo più affidabili. C'è questo percorso culturale da fare, per cui c'è da capire che le donne hanno bisogno di trovare insomma anche un orecchio attento alle loro esigenze. Hanno diritto al 50% dello spazio? Sì. Sì, decisamente. Quindi 50 e 50 in una ottica non mettiamo limiti allo spazio che si può certo, occupare. Ma diciamo che un 50%, poi la meritocrazia certo. Mi auguro che possa fare la differenza. Però vede, anche lì, per esempio, le famiglie investono sulle proprie figlie? Parliamone di questa cosa qua. C'è ancora questo retaggio, lei mi vuol dire? Qualcosina ancora sì. Però nelle nuove generazioni per fortuna vedo dei grandi cambiamenti. Però sono anche le donne, le mamme che dovrebbero sradicare questi meccanismi. Assolutamente, io credo meccanismi molto di valorizzazione nelle mamme. delle figlie e non di estrema tutela dei figli maschi. Esattamente, basta ruoli stereotipati. Basta caselline precostituite. E questo è un messaggio soprattutto per le donne. Sì, assolutamente. Perché se vogliono possono cambiare le cose. Sì. Sta in noi. Forse più degli uomini. Sta in noi cambiare le cose, educare le nostre figlie, i nostri figli alla pari opportunità. E con questa conclusione in coro, che non poteva essere diversamente detta da due donne, io chiudo questa puntata di 7 in punto. Vi ringrazio per averci seguito. Torniamo domani mattina. Grazie, arrivederci.